Il Presidente della Regione inserisce nuove misure restrittive sulla Sicilia, riguardano trasporti pubblici, chi arriva sull'isola, attività alimentari all'aperto e aeroporti. La musica contro il coronavirus, l'Italia canta e si incontra sui balconi, appuntamenti di ieri e di oggi. Le cascate del Niagara si illuminano col tricolore, arrivano dalla Cina 9 medici specializzati e aiuti sanitari. Si può far arrivare la spesa ed anche i farmaci a casa propria e 2 istruttori permettono anche di fare sport tra le mura domestiche. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, nuova ordinanza del Presidente della Sicilia, Nello Musumeci, per prevenire e gestire l'emergenza epidemiologica del coronavirus nell'isola. Il Governatore ha inserito altre misure restrittive sul territorio regionale in materia di trasporti pubblici, controllo degli aeroporti, esercizi commerciali, attività alimentari all'aperto, obblighi per chi arriva in Sicilia, dipendenti regionali e personale degli enti locali. Lello Casesa. Firmata in queste ore un'altra ordinanza dal Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per prevenire e gestire l'emergenza del coronavirus nell'isola. Oltre al recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 marzo, il Governatore ha inserito altre misure restrittive per contenere il contagio sul territorio regionale in materia di trasporti pubblici, controllo negli aeroporti, esercizi commerciali, attività alimentari all'aperto, obblighi per chi arriva in Sicilia, dipendenti regionali e personale degli enti locali. Vediamo nello specifico. Prevista ad esempio la riduzione delle corse dei bus extraurbani in alcune fasce orarie urbani. I mezzi dovranno essere quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l'utenza e garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno 1 metro. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera dovranno estendere i controlli già presenti negli altri aeroporti dell'isola anche a Lampedusa e Pantelleria. Diventa obbligatorio procedere alla disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via mare ed è prevista l'istituzione di presidi sanitari dedicati presso i porti di Palermo, Messina, Milazzo, Trapani e Porto Empedocle per il controllo dei passeggeri diretti o provenienti dalle isole minori. I sindaci d'ora in poi, prima di emettere ordinanze in materia, dovranno raccordarsi preventivamente con il coordinamento della Presidenza della Regione tramite l'ANCI Sicilia o il Dipartimento della Protezione Civile regionale. Sono previsti ulteriori obblighi per chi arriva in Sicilia, residenti o domiciliati nell'isola che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero, devono comunicare il loro arrivo o rientro al comune, all'ASP competente per territorio, nonché al proprio medico, con l'obbligo di quarantena domiciliare per 2 settimane con divieto di contatti sociali, spostamento e viaggi. Nuove norme per il personale della regione, degli enti sottoposti a vigilanza e controllo dell'amministrazione regionale e delle società a controllo pubblico. Si fa ricorso alla mobilità di lavoro agile e si adottano piani per la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente. Ogni iniziativa deve essere finalizzata a coniugare la tutela della salute pubblica con la continuità dell'azione amministrativa. Si continua ad effettuare la pulizia e disinfezione straordinaria dei locali e a installare all'ingresso e lungo i corridoi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. Sono sospesi gli accessi dell'utenza esterna che resta in contatto con il personale attraverso telefono e mail istituzionali. Flash mob sonori dal balcone sfidano la clausura. L'iniziativa ha coinvolto tutte le città d'Italia. Saragallo ci mostra Agrigento. È trascorsa meno di una settimana dall'imposizione ai cittadini italiani della quarantena autonoma da parte del governo e se da un lato qualcuno sta cominciando ad uscirne pazzo, dall'altro lato è stato possibile riscontrare che molti hanno deciso di reagire. La nostra Agrigento reagisce e non si scoraggia. Tra gruppi di preghiera, musica, balletti, i balconi delle abitazioni di tanti quartieri, dal centro storico a Fontanelle a San Leone, sono ora più che mai vivaci, rompendo per qualche minuto quel silenzio assordante. Un moto cominciato ieri che non intende arrestarsi. Infatti continuano nuove proposte di flash mob con appuntamento sul balcone per lanciare il messaggio che non dobbiamo scoraggiarci, che tutto questo finirà, che non siamo soli e che tutto andrà bene.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ed oggi sabato 14 marzo nuovo appuntamento da finestre e balconi alle 12 tutti affacciati per applaudire l'Italia che non molla, un flash mob per ringraziare a distanza di sicurezza tutti coloro che in questi giorni difficili sono in prima linea, medici, infermieri, specialisti, ma anche tutti quei lavoratori che vorrebbero restare a casa ma non possono perché è grazie a loro che tanti altri possono sentirsi un po' più al sicuro. Alle 18 invece l'appuntamento è di nuovo in musica sui balconi per far sentire meno soli gli italiani in quarantena. Il Canada solidale con l'Italia per l'emergenza coronavirus, le cascate del Niagara illuminate con il tricolore. Arriva la prima manifestazione di sostegno dal mondo in questi giorni difficili. E se dall'America c'è la prima manifestazione di sostegno, invece dalla Cina arriva un aiuto concreto. Sono arrivati in Italia dalla Cina 9 medici specializzati con alcune tonnellate di aiuti sanitari. Guardate. Ieri sera è arrivata la delegazione mandata dal governo cinese composta da 9 esperti che sono organizzati attraverso la Croce Rossa nazionale della Cina e la Commissione nazionale della sanità cinese. Siamo arrivati con questo gruppo di 9 esperti tecnici per condividere le nostre esperienze. Quindi siamo venuti anche per ricambiare questi aiuti che abbiamo ricevuto poco tempo fa. Noi siamo arrivati con 31 tonnellate di materiali, tra cui si trovano i macchinari per i respiratori, anche le tute e mascherine all'uso di protezione, anche alcune medicine antivirus insieme al sangue, il plasma delle persone, sia di quelli normali sia di quelli appena ricoverati dal Covid-19. Abbiamo portato anche la 7ª versione della soluzione clinica contro il Covid-19, che è la versione più aggiornata in questo momento. 实际上，我也确实刚刚结束在中国
Noi abbiamo vissuto un periodo molto difficile, ma proprio in questa difficoltà il governo italiano e il popolo italiano ci ha aiutato. Quindi ora tocca a noi aiutare a ricambiare questo aiuto. Il primo contatto sarebbe di conoscerci meglio, quindi è previsto delle visite, degli incontri tra i colleghi medici e ricercatori, scienziati italiani tra questi primi giorni per conoscere meglio la situazione, anche di fare conoscere meglio le nostre esperienze per poter trovare un approccio di collaborazione. Poi è anche previsto di andare fare un salto nelle zone più di epicentrico, quindi la zona Lombardia e la zona di Veneto. Devo dire purtroppo ci sono rimaste alcune magari lacune oppure ci sono alcune cose da migliorare ancora. Una questione principale sono le maschere, o quantomeno non tutti portano le maschere o non tutti lo portano in maniera corretta. Se tutti i cittadini, tutti gli amici italiani riescono a collaborare il massimo possibile, di fidarsi ai consigli degli esperti, di collaborare con il governo, possiamo essere positivi di prevedere che si libera questa quarantena dopo il 3 aprile, altrimenti è difficile di valutare in questo momento. Una temperatura in salita potrebbe essere un fattore favorevole, ma non sarà il punto definitivo per eliminare o per ridurre il passaggio di virus, perché una volta il virus ha già occupato e in occupazione del tuo corpo può riprodursi. Quindi se non riusciamo a bloccare questi passaggi, la temperatura non ci può aiutare più che tanto. Palestre chiuse ma allenamenti in diretta Facebook o Instagram. Su gruppi WhatsApp gli istruttori danno l'opportunità a chi vuole di fare sport. A casa c'è il servizio. Saluta, ciao ragazzi, ciao. Ripetendo Flaviuccio. Stava piangendo perché papà si allenava e lui non poteva guardarlo. E poi c'è un altro. E qui c'è l'altro Andrea. Salutate, salutate. Papà li ha svegliati perché stavano dormendo e lui sta facendo la lezione a voi. Salutate amore. Dai. Allora ragazzi, oggi faremo un bel po' di esercizi, ciao a tutti. Se tu non vai in palestra, la palestra viene a casa tua. Si potrebbe riassumere così l'iniziativa di alcuni istruttori professionisti nelle loro discipline sportive che continuano ad allenarsi, ma soprattutto permettono agli altri di farlo. Sono Giuditta Grolla e Gerlando Castelli. Lei condivide i suoi video con il gruppo WhatsApp dei suoi allievi. Lui si collega in diretta dalla sua pagina Facebook e Instagram ogni giorno alle 17. Un modo per scaricare la tensione, tenersi in forma e sentirsi più vicini. Inspiro e fuori l'aria lunga. Inspiro e fuori l'aria lunga. Ancora inspiro. Stai alla destra. Stai a sinistra. Squat. Rimani un po', riscaldati. Il sole, non so se lo vedete, sta scendendo tra i tetti di Agrigento, ci sono le campane, il mare, la vita continua, è sempre bella e quindi forza e coraggio, ce la faremo, supereremo, ecco qua la telecamera, supereremo anche questo, col suono delle campane, il tripudio di festa, vi saluto, un bacio a tutti, a presto. E da domicilio anche i servizi di spesa e consegna dei farmaci. Per scoprire dove prenotare i propri acquisti si può consultare il sito di Confcommercio Agrigento e dell'Ordine dei Farmacisti, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Tra le tante iniziative fatte per venire incontro alle persone che stanno a casa al fine di seguire le disposizioni emanate per contrastare la diffusione del Covid-19 c'è quella avviata dalla Confcommercio. Alcuni esercenti hanno infatti dato la loro disponibilità ad effettuare consegne a domicilio
previa richiesta telefonica nell'ovvio rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento del trasporto. Elenco è pubblicato nel sito della stessa organizzazione. Anche le farmacie agrigentine effettuano il servizio a domicilio, basta consultare il sito dell'ordine. Eventuale disponibilità di altri esercenti si può segnalare alla Confcommercio di Agrigento. In emergenza coronavirus naturalmente dobbiamo rimanere tutti in casa, proprio per evitare il diffondersi di questa epidemia, e noi naturalmente, come vedete, siamo in tuta e lavoriamo al PC da casa. Questo messaggio solo per ricordare a tutti quanti che tantissimi esercenti della città di Agrigento, proprio per evitare il più possibile il movimento di persone, hanno avviato il servizio a domicilio. Tantissimi esercenti delle categorie delle macellerie, delle pizzerie da sport, dei panifici, dei supermercati effettuano questo servizio proprio per voi, quindi per evitare di potervi muovere. E allora noi come Confcommercio abbiamo inserito sul nostro sito, sulla pagina Facebook Confcommercio Agrigento, abbiamo inserito ed è in continuo aggiornamento tutti questi esercenti che effettuano questo servizio. È un elenco che è in continuo aggiornamento, e per tutti gli esercenti che, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia della produzione sia anche del confezionamento degli alimenti, possono mandare una mail ad Agrigento @confcommercio.it per essere inserito in questo elenco, che sarà in continuo aggiornamento anche da parte delle istituzioni. Voglio ricordare che tutte le farmacie effettuano questo servizio a domicilio, e per poter conoscere le farmacie del territorio basta andare sul sito www.ordinefarmacisti.ag.it. È un momento di grande difficoltà, però organizzandoci possiamo superare questo momento, e soprattutto insieme ce la possiamo fare. Ed anche la fede arriva a domicilio domani, domenica 14 marzo, alle ore 11:30. L'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, celebrerà la Santa Messa nella cattedrale di Agrigento. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Prorogati i termini dei versamenti fiscali del 16 marzo, ne parla il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l'agrigentino Michele Sodano. I versamenti fiscali previsti per il prossimo 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni in termini e misure fiscali a sostegno delle imprese, dei professionisti, delle partite IVA colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria. Alla stesura di tali provvedimenti ha contribuito anche l'agrigentino onorevole Michele Sodano nella qualità di componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Buongiorno a tutti cari concittadini. Prima di tutto voglio ringraziarvi per l'enorme senso di responsabilità con cui tutti noi stiamo affrontando le misure restrittive imposte fino al 3 aprile. Misure restrittive che ci impongono di limitare i nostri spostamenti e di restare a casa per salvaguardare la nostra salute, quella dei nostri cari e quella della società tutta. Io in queste settimane, in quanto componente della Commissione Bilancio, mi sono occupato dell'aspetto economico di questa crisi, perché in questo momento ci sono milioni di famiglie, di lavoratori e di imprese che stanno subendo delle ripercussioni terribili. In questo senso ieri abbiamo votato, prima in Commissione Bilancio e poi in Aula, un provvedimento che permette lo scostamento di ben 20 miliardi di euro sui saldi di bilancio previsti per il 2020. Ciò significa che possiamo mettere in campo una misura di ben 25 miliardi di euro che da un lato possa stabilizzare il nostro sistema sanitario nazionale e dall'altro lato possa dare un aiuto concreto alle imprese e alle famiglie per superare questo grave momento di crisi. Dal punto di vista della sanità abbiamo previsto l'assunzione di 20.000 nuovi operatori in tutto il territorio nazionale, tra medici e infermieri.
l'acquisto di tutte le apparecchiature medicali necessarie e il raddoppio dei posti letto nei reparti che in questo momento sono più importanti, pneumologia e terapia intensiva. Nel settore economico occorre agire con la stessa urgenza per permettere ai lavoratori stagionali, alle partite IVA e alle piccole e medie imprese non solo di sopravvivere ma anche di superare questa crisi economica con la massima agilità possibile. E per questo motivo il prossimo decreto economico che vareremo questo venerdì prevede delle misure importanti, efficaci, come la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per le famiglie e per le imprese su tutto il territorio nazionale, un credito d'imposta con la sospensione del pagamento dei contributi, delle tasse e delle imposte, una nuova cassa integrazione in deroga anche per i lavoratori delle aziende con meno di 5 dipendenti. Poi ci sono misure a sostegno dei genitori che devono rimanere a casa per assistere i propri figli e bonus straordinari fino a 500 euro al mese per le partite IVA che in questo momento non stanno lavorando. Voglio dire che questo decreto è il frutto di un lavoro continuo, proficuo, insieme alle associazioni di categorie, agli imprenditori, anche di questo territorio. E ne voglio ringraziare tutti, sia per la pazienza e per il coraggio che stanno mostrando, ma sia anche per la proattività e per le idee che ci hanno presentato e che noi abbiamo portato a Roma. Questo è un momento non facile, è un momento difficile, come tanti ce ne sono nella nostra vita. Però questa volta abbiamo la possibilità di superare questo periodo insieme, essendo responsabili e ascoltando le indicazioni del governo, fidandoci del nostro premier Giuseppe Conte che in maniera eccellente, anche rispetto alle altre nazioni, sta guidando questa emergenza sanitaria. L'Italia ce la farà, noi ce la faremo. Un saluto a tutti e grazie. Il sindaco di Favara, Anna Alba, raggiunge ed informa i suoi cittadini in radio e su Facebook, così ha chiesto ad un medico di parlare ai propri cittadini e chiarire alcuni dubbi. Vediamo. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha chiesto la collaborazione del noto medico Antonio Liotta per dare delle informazioni utili alla cittadinanza attraverso la realizzazione di un video pubblicato sui social per dare anche un contributo sociosanitario sull'epidemia in corso. Sentiamo i consigli del medico. Si può vincere la guerra contro il coronavirus? Penso proprio di sì, ma ci vuole naturalmente la collaborazione di ognuno di noi. Ognuno deve fare la sua parte e il sistema migliore, che ha carattere di prevenzione, si chiama isolamento. Ripeto, isolamento. Cosa significa? Il virus, per poter mettere in atto la sua capacità distruttiva, ha bisogno del corpo umano e quindi trasmissione da persona a persona. Se questo non avviene perché noi ce ne stiamo per conto proprio, evitando di avere contatti diretti con altre persone, in pratica abbiamo evitato il contagio e questa è l'arma vera vincente contro il coronavirus. Quindi stare ognuno a casa propria, evitare di uscire e farlo soltanto per le strette improrogabili necessità. Questa è la sfida che ognuno di noi deve considerare propria e l'arma vincente che batterà il coronavirus. Altra questione, ma sempre collegata, l'uso delle mascherine. Soltanto se le mascherine sono di ottima qualità possono bloccare il passaggio del virus, ma solo nel momento in cui noi siamo vicini. Non serve a niente tenere la mascherina tutto il giorno come se noi dovessimo difenderci dall'aria inquinata. Il virus dopo pochi secondi, quando c'è uno starnuto, un colpo di tosse, muore. E questo porta anche a dire che la normale pulizia delle strade e la disinfestazione che solitamente sempre viene fatta
beh, quella è già sufficiente a poter pulire le strade e ad annullare eventuali altre situazioni di inquinamento, ma non certamente per pulire le strade dal virus, perché il virus muore subito dopo essere stato messo in aria. Quindi senso di responsabilità, capacità di ragionare, calma, e tutto questo porterà alla vittoria contro il coronavirus. Ed anche l'istruzione non si ferma ma prosegue a distanza. Arturo Cantella. In questo momento in cui le scuole sono chiuse, diversi istituti scolastici hanno effettuato la teledidattica attraverso l'uso dei computer su piattaforme dedicate. Si fa lezione agli studenti con l'ausilio e la guida dei docenti. Anche l'istituto comprensivo Tommasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, diretto dalla dirigente scolastica Laura Sanfilippo, è stata tra le prime a farlo, ottenendo ottimi risultati. Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio, benvenuti tutti quanti alla nostra videoconferenza. Stiamo lavorando per organizzare la didattica a distanza in tempi purtroppo di coronavirus. In questa occasione praticamente noi sfoggeremo tutta la nostra forza e le nostre capacità didattiche e organizzative al fine di coinvolgere tutto il collegio dei docenti e i nostri alunni. Insieme si può. Innanzitutto ringrazio e saluto il team dell'innovazione capitanato dal nostro professore Gulotta, Camillo Gulotta, che è l'animatore digitale, e contornato da una commissione dal team dell'innovazione digitale che si avvale della collaborazione dei colleghi che sono in videoconferenza, che ringrazio e saluto. Licinia Cacciatore, ciao Licinia, la professoressa Giorgina Costanza, il professore Concilio Angelo, la professoressa Cottitto Loredana, il professore Nicolò, il professore Piazza. Buongiorno a tutti voi. Vi trovo in splendida forma nonostante le avversità. E allora, il vostro sorriso mi gratifica e quindi possiamo lavorare in questo modo molto bene, con energia e carica positiva. Andiamo subito a dire a tutti quanti, ai nostri alunni, ai nostri docenti, che li abbiamo pensati e ininterrottamente abbiamo lavorato per tutti noi, per la nostra comunità educante. I nostri alunni saranno raggiunti dal registro elettronico, tramite registro elettronico dai loro docenti, e quindi ciascun docente, accedendo al registro elettronico, potrà raggiungere i propri appunto allievi ed assegnare già dei compiti per esempio di approfondimento o realizzare dei lavori che loro ritengono utili, ovviamente tenendo conto anche delle esigenze degli alunni diversamente abili. Questo è un primo canale online che abbiamo. Abbiamo, grazie al team dell'innovazione, soprattutto al professore Gulotta, la Google Suite. Attraverso la Google Suite saranno raggiunti tutti i nostri alunni. Cosa faremo? Qual è il compito che avranno assegnato i nostri alunni? A livello trasversale, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, in aggiunta a quello che è in base alla libertà di insegnamento faranno i vari professori, faranno una narrazione, faranno una documentazione. Di che cosa? Ci racconteranno tramite il linguaggio dei disegni alla scuola dell'infanzia, la lingua italiana, ma anche i vari linguaggi dei quali, diciamo, noi lasciamo liberi nella loro creatività. I nostri alunni ci descriveranno come stanno vivendo le loro giornate. Il coronavirus ferma invece i cantieri, c'è il servizio. Assessore, un momento difficile anche per la gestione ordinaria e straordinaria della città. Ci sono importanti cantieri che erano stati avviati, opere che la città attendeva e attende da anni. Quali sono le disposizioni in questo momento? Quali sono i cantieri aperti e quelli che si fermano? Ma in realtà sia la norma sia la
ordinanze del sindaco non prevedono la chiusura della cantieristica, ma per ovvi motivi, perché la cantieristica, soprattutto le opere importanti, hanno tutta una serie di tempistiche da rispettare contrattuali e che quindi determinerebbero tutta una serie di problematiche di non poco conto. Fermo restando che se l'attività dovesse continuare è necessario mantenere tutte le prescrizioni di sicurezza previste in tutti i provvedimenti normativi che sono stati emessi fino ad oggi. Però a tutt'oggi mi corre l'obbligo precisare che per quanto riguarda la via Don Blasco l'impresa ha richiesto, per questioni specificatamente organizzative della stessa, la sospensione dei lavori, proprio perché gran parte dei lavoratori aveva delle difficoltà per raggiungere il cantiere. Stessa cosa dicasi per il porto di Tremestieri, dove, come sappiamo tutti, l'azienda è veneta e quindi spesso ci sono dei movimenti dal Veneto verso la Sicilia, e anche in quel caso si prevederà la sospensione su precisa richiesta dell'azienda appaltatrice. Ci muoveremo in tal senso, cioè laddove le aziende per necessità specificatamente legate alla sicurezza e quindi su precisa richiesta delle imprese, il RUP insieme al direttore dei lavori valuterà la possibilità di sospendere, ma in linea di principio si accorderà la sospensione proprio per motivi di sicurezza. Causa di forza maggiore in questo momento, ma certamente ciò potrebbe creare anche dei ritardi relativamente a queste due opere importantissime. Ma immagino che in questo momento, mettendo davanti la salute di tutti i cittadini e quindi anche i lavoratori delle imprese appaltatrici, poco importa un eventuale ritardo derivante da condizioni che non erano assolutamente prevedibili e che comunque non sono assolutamente procrastinabili. Immagino che la sicurezza e la vita di un uomo valga molto di più di qualsiasi tipo di ritardo di un'opera pubblica. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.